punto di vista fisico il capo, il leader, è sempre in minoranza, cioè il leader per definizione è uno più debole delle situazioni che deve governare. Se dovete governare 10-8 operai, me lo dicono, facciamo esercizi anche con voi, anche con la vostra azienda. Uno che fa turni di notte, un capo, e che deve dire a un lavoratore che non si comporta bene, che abbandona il posto di lavoro, che deve dire qualcosa, è la leadership nella sua funzione più pura, cioè non si lascia prendere, va dentro il tema. Fai fare 4 bei giri e dopo gli metti questa sotto e gli fai fare 3 giri, non troppo vicino. Attraverso un'esercitazione alla quale collabori se lo ritieni opportuno. Invece il tuo dirimpettaio sa bene cosa vuole da te. Si può parlare, non si può parlare? No. Ah, perfetto. Quando decidi, vai, senza fermo. Quando hai deciso gli tagli la strada.